Il dormitorio di Chiavari è un luogo che restituisce qualità alla vita delle persone che ospita, perciò, in vista della riapertura del servizio, la sera di lunedì 1 ottobre, per gli operatori e i volontari coinvolti si è svolto un momento di incontro e di condivisione, anche con l'obiettivo di discutere miglioramenti o nuove possibilità di organizzazione. Il volontario più di tutto facilita l'accoglienza degli ospiti e dà maggiormente il senso della casa, no? Di Casa Bruzzone come proprio una casa, non un dormitorio. Casa Bruzzone a San Pier di Canne ospita persone senza fissa dimora del territorio, per lo più italiani, in maggioranza uomini, di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Lo scorso anno l'accoglienza ha funzionato bene. Abbiamo dato ospitalità mediamente ogni sera a 10-12 persone. Per quanto riguarda i volontari sono stati una risorsa enorme. Tra i volontari delle parrocchie, della Caritas e delle varie associazioni abbiamo superato le 100 presenze. I volontari sono preziosi, si affiancano agli operatori, entrano in servizio alla sera, aiutano gli ospiti nei loro bisogni di igiene e vestiario, alcuni si fermano a dormire, chiunque può aderire e dare una mano. Può mettersi in contatto intanto direttamente con la Caritas, si può fare un colloquio per spiegare qual è l'attività e poi inserirsi nei turni e comunque durante l'anno ci sono sempre degli incontri periodici di formazione. La formazione è un momento importante per facilitare questo servizio. Per il momento le modalità del servizio sono le stesse dello scorso anno. Le persone che necessitano di essere ospitate per la notte si recheranno al centro d'ascolto della Caritas, noi riceveremo un elenco di persone, poi le incontreremo tutte nel punto di incontro che è sempre quello davanti alle poste. Da lì le accompagneremo a Casa Bruzzone, poi dormiranno lì. L'indomani mattina potranno fare la colazione, avranno l'opportunità di fare la doccia, di cambiarsi, di mettere i loro vestiti a lavare e quindi di poter avere un cambio e di riprendere poi la loro strada la mattina seguente.